contagi in Veneto salgono a 459, 108 a Treviso, dove le vittime registrate dalla regione sono 7 dopo il decesso di un 93enne ex paziente di geriatria. Dopo il caso del test positivo su un'impiegata del giudice di pace di Treviso, l'Ordine degli Avvocati chiede la sospensione delle udienze e si attende alla decisione del Presidente del Tribunale. Presentato questa mattina nella sede della Protezione Civile a Marghera lo studio epidemiologico su VO che permetterà di conoscere l'evoluzione del coronavirus. Treviso non è zona rossa dal punto di vista sanitario, ma lo è sul fronte economico, così come tutto il Veneto, a dirlo è il sindaco Mario Conte che scrive al governo. A risentire dell'emergenza coronavirus anche il settore dei trasporti, dalle associazioni di categoria arrivano le richieste a regione e governi per sostenere i lavoratori. Scuole chiuse fino al 15 marzo, se le famiglie si organizzano per la gestione dei figli, istituti e docenti predispongono esami e lezioni a distanza. Le dimissioni dell'assessore alla sicurezza del comune di Mogliano, autore di un post diffamatorio tramite un finto profilo Facebook nei confronti del consigliere Dem Ceschin, pronto a querelare. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso, questi dunque i titoli, ma è arrivato proprio il bollettino qualche minuto fa di aggiornamento da parte della Regione e come avete sentito sono 459 i casi di persone contagiate più 52 rispetto al bollettino di questa mattina. Per quanto riguarda la provincia di Treviso sono 38 le persone risultate positive con un più 13 sempre rispetto a questa mattina, 2 le persone in terapia intensiva e purtroppo dobbiamo registrare un altro decesso, si tratta, lo avete sentito, di un 93enne ex paziente di geriatria. E dunque dopo il caso del test positivo invece su un'impiegata del giudice di pace di Treviso, l'Ordine degli Avvocati è tornato oggi a chiedere la sospensione delle udienze in tribunale. Si attendono ora le mosse del Presidente del Palazzo di Giustizia. Sentiamo. Dovrebbe secondo me chiudere il Tribunale perché la previsione di un'astensione degli avvocati non garantisce appunto che tutti poi si astengano e risulta anche un po' complicata a livello procedurale, quindi dovrebbe essere probabilmente chiuso il Palazzo di Giustizia per un periodo di tempo, come avviene per le scuole, perché altrimenti è un controsenso che le scuole rimangano chiuse e poi altri luoghi dove c'è oggettivamente un assembramento importante di persone rimangano aperti. L'astensione dalle udienze, quello che è stato approvato anche in altri tribunali. Sarebbe meglio, bisogna tutelare gli avvocati perché anche per noi c'è questo rischio. Il caso della dipendente del giudice di pace di Treviso positiva al coronavirus non fa dormire sonni tranquilli ai legali trevigiani che ogni giorno affollano le aule del Palazzo di Giustizia di via Giuseppe Verdi, timori che l'ordine ha formalizzato nel corso di una riunione con il presidente del tribunale Antonello Fabbro e i dirigenti della cancelleria. La richiesta è chiara. Ho portato loro quelle che sono le istanze dell'avvocatura trevigiana che sono rivolte ovviamente che tendono ad ottenere un provvedimento quantomeno di rinvio generalizzato delle udienze che consenta quindi di rarefare per così dire la partecipazione e l'accesso al tribunale. La parola quindi va al presidente Fabbro che potrebbe quindi inasprire le misure già prese come la chiusura fino a lunedì 9 degli uffici del giudice di pace e c'è chi chiede anche la sanificazione delle aule. Sono sempre molto affollate e quindi penso che sia anche opportuno una sanificazione dell'ambiente prima dell'eventuale ripresa delle attività ordinarie, nell'interesse di tutti, dei cittadini soprattutto, del personale che lavora in tribunale e anche di noi avvocati. Resta il fatto che gli avvocati sperano in un provvedimento generale da parte del Ministero come per le scuole. Attualmente il Ministero tace e per cui tutte le problematiche sono scaricate sulle spalle dei dirigenti degli uffici e dei presidenti degli ordini che cercano di far fronte per quanto loro possibile ovviamente all'emergenza. Stiamo aspettando, a mio parere, un provvedimento che sia a carattere nazionale, giusto per mettere un punto a questa situazione ed essere nelle condizioni di poter anche lavorare con una
maggiore serenità. Ma anche tra i legali ci sono voci fuori dal coro. Secondo me le misure prese fino adesso vanno benissimo. Per ora non mi sento di dire che servirebbero misure più stringenti. Bisogna tornare alla normalità. Tutti questi divieti sono assolutamente, ma non soltanto non vengono a diminuire i casi, se non in maniera molto marginale, ma provocano un allarme assolutamente ingiustificato. Ed è di poco fa la notizia che la Camera Penale trevigiana Guido Sorbara proclama l'astensione dalle udienze e tutte le attività giudiziarie nel settore penale per il periodo dal 6 marzo 2020 al 20 marzo 2020 compresi, in conformità delle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con escluse ovviamente espresse delle udienze e delle attività giudiziarie ritenute indispensabili. Ed intanto in piazza delle istituzioni, dove si trova l'ufficio del giudice di pace chiuso per coronavirus, l'atmosfera è sospesa, siamo preoccupati ma non facciamo allarmismo, dicono i tanti lavoratori dell'area Appiani. Prima o poi sarebbe arrivato, quindi uno cerca di tenere le opportune precauzioni e speriamo bene. È il primo ufficio a Treviso ufficialmente chiuso per coronavirus, dopo che un'impiegata cinquantenne è risultata positiva al test. Inevitabile che in piazza delle istituzioni si guardi al quarto piano del blocco N dell'Appiani, sede del giudice di pace, con una certa apprensione, ma nonostante tutto la vita degli uffici va avanti ai piani inferiori, così come in tutta la piazza, dove si trovano Agenzia delle Entrate, associazioni di categoria, forze dell'ordine, bar, ristoranti, centri di formazione. La preoccupazione per un possibile contagio c'è, inutile negarlo, anche per questo c'è chi chiede regole più chiare per chi lavora a contatto con il pubblico. Credo che sarebbe auspicabile una presa di decisione ben precisa in merito, soprattutto per quanto riguarda l'attività dei dipendenti. Magari chiudere l'accesso al pubblico o ridurlo al minimo indispensabile potrebbe essere una soluzione. Questi sono i locali di Asco Trade aperti al pubblico al secondo piano del blocco N, dove l'afflusso in questi giorni è minimo e dove non mancano né igienizzanti né l'ormai noto decalogo sui comportamenti corretti. Stesso copione al terzo piano in un noto studio notarile con ingressi contingentati. Calo delle visite anche nei centri medici e dentistici, pure della metà, dove però la parola d'ordine è niente panico. La preoccupazione, come ripeto, c'è, però non c'è, il panico. Si cerca appunto di continuare a fare la propria attività, il proprio lavoro, la propria vita con le accortezze che il momento richiede. Non manca comunque fiducia nelle istituzioni. In questo momento dicono di osservare determinate regole per contenere e ci rifacciamo a queste regole. Insomma. Zaia è sindaco Conte, lavora bene, lavorano bene. Quindi lei è fiducioso? Mi sì. Ed ora ci spostiamo a Marghera perché è stato presentato questa mattina nella sede della Protezione Civile lo studio su VO che permetterà di capire meglio il virus sconosciuto a livello internazionale. Un progetto unico nel suo genere. L'Università di Padova avvia uno studio epidemiologico sui cittadini del cluster di Vo, anche con un secondo test campione. I risultati, che si avranno grazie agli abitanti che hanno accettato la proposta aderendo su base volontaria, serviranno dunque a definire i parametri numerici relativi ai numerosi aspetti dell'infezione. Abbiamo davanti un virus sconosciuto, di cui non sappiamo la velocità di trasmissione, l'efficacia del contagio. Questo studio per la prima volta mostra due punti, due momenti della stessa popolazione, una popolazione che ha avuto un contagio importante, il focolaio veneto principale, e di cui possiamo finalmente capire l'evoluzione progressiva. Questo aiuterà non solo a dare informazioni e aiutare la popolazione stessa, ma anche a dare informazioni a tutto il mondo, per la prima volta su un virus nuovo, sconosciuto, che sta creando un'emergenza internazionale. Quindi secondo lei quelli che saranno poi i risultati potranno essere presi in considerazione a livello nazionale e oltre? Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è la prima volta che noi possiamo seguire il virus. Su 11.000 tamponi, circa 3.000 sono stati effettuati a Vo. 90 i casi positivi con un'incidenza del 3,4%, ha ricordato l'assessore alla sanità Lanzarin.
Nel corso della presentazione del progetto, finanziato dalla Regione con 150.000 euro, il governatore Zaia ha sottolineato come gli abitanti di Vo non siano cavie, ma un fondamentale contributo che sarà d'aiuto a tutti. È un grande studio che servirà alla comunità scientifica a livello internazionale. Va il mio tutto sostegno ai cittadini di Vo. Spero che Vo si apra dal cordone sanitario con la decadenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Prima di tutto perché la quarantena può definirsi fatta e praticata, e dall'altro questo studio dà forza a questo principio per cui il cordone sanitario a Vo non serve più. Il Presidente ha poi fatto il punto sulla situazione. Da un lato stiamo incrementando, daremo i numeri nelle prossime ore di quante postazioni per la terapia intensiva avremo in più. Ne abbiamo già 464, però è altrettanto vero che molti sono impegnati per l'attività ordinaria. Dall'altro voglio anche ricordare che è fondamentale che si metta mano alla norma e dia modo ai medici di poter operare anche se rappresentano dei contatti con persone positive. Non possiamo mettere a riposo, o meglio mettere in isolamento fiduciario medici per 14 giorni. Torniamo ora a Treviso, perché Treviso non è una zona rossa dal punto di vista sanitario, ma è sul fronte economico, così come tutto il Veneto, a dirlo il sindaco del capoluogo Mario Conte, che fa il punto dell'emergenza in città e nella Marca. Noi chiediamo che il trattamento che il Ministero sta riservando alla zona rossa di Vo venga esteso a tutto il territorio veneto da un punto di vista finanziario e di incentivi. Di sicuro però non ci sono le stesse condizioni tra Vo, Euganeo e Treviso, perché il focolaio di Treviso è circoscritto all'interno della struttura ospedaliera. Zona rossa sì, ma solo sul fronte economico per eventuali aiuti straordinari alle imprese, come chiesto anche dal governatore Zaia nelle scorse ore. Questa è la sintesi del Conte pensiero, che sottolinea come il focolaio vero e proprio resti il Cafoncello e non il centro città. Un dettaglio non da poco nei giorni dell'emergenza. Certo, in terra di Marca i casi conclamati sono circa un centinaio ed è sempre più difficile tracciarne una traiettoria. Gli stessi contagiati dalla geriatria di Treviso risiedono in tutta la provincia, alcuni peraltro non sono riconducibili al reparto trevigiano, come il caso isolato Orsago. Il coronavirus poi è entrato nelle case di riposo, ad esempio a Casale sul Sile. Inevitabile che la priorità resti sanitaria. Oggi è importante arginare il contagio di questo virus per evitare che la regione finisca in ginocchio, perché troppe persone ricorrono alle cure sanitarie. E poi appunto c'è l'economia contagiata dal coronavirus e in questo caso non c'è bisogno di alcun tampone per capirlo. Abbiamo già scritto una lettera al Ministero perché si faccia carico di questi costi che gravano sulle famiglie, che gravano sulle aziende e che gravano anche sulle amministrazioni comunali, per cercare di ristorare quello che oggi è un danno inestimabile. Toccato direttamente dalla situazione anche il settore trasporti in forte difficoltà, dal comparto arrivano richieste precise a Regione e Governo. L'emergenza coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni sui trasporti, prova ne sia la netta diminuzione del traffico pesante sulle strade in questi giorni. Noi vediamo anche noi la diminuzione del lavoro, vediamo camion a casa, quelli che mancano sono più che sia automezzi esteri che potrebbero anche venire qua, però poi non li lasciano tornare a casa. Ma a gravare sulle aziende sono soprattutto i trasporti con cariche parziali. Sono i carichi parziali. Se hai un cliente con rapporti consolidati da anni, purtroppo devi viaggiare anche in maniera parziale e lì i costi sono superiori dei ricavi. Se viaggi con il carico intero hai il tuo guadagno, altrimenti le spese sono superiori, perché gasolio, le autostrade eccetera il costo è uguale. Ieri sera si è raggiunto un accordo per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle aziende in maggiore difficoltà. Ora è il momento di aiutare le partite IVA, vero cuore del nostro nord-est, del nostro Veneto. E sempre ieri c'è stata la riunione del direttivo regionale del settore trasporti della Confartigianato e arrivano una serie di richieste a Regione e Governo. La Regione potrebbe aiutarci con per esempio saltando 2 o 3 rate del bollo dei mezzi da lavoro. Lo Stato potrebbe aiutarci raddoppiando
il ristorno delle accise che ci dà normalmente. I trasportatori si rivolgono anche ad Autostrade. Fateci per 4-5 mesi uno sconto del 20% sui mezzi da lavoro. Probabilmente facendo uno sforzo tutti quanti riusciremo a cavarcela tutti quanti. Infine la richiesta di rivedere i provvedimenti entrati in vigore per combattere le PM10 vista la diminuzione delle polveri sottili. I mezzi da lavoro potrebbero continuare a circolare senza penalizzazioni. Ecco che per esempio le penalizzazioni che ci danno verso fine anno per l'Euro 3 sull'Euro 4 che non può più prendere la decurtazione dell'accisa, ecco, quelli potrebbero slittare almeno di 12 mesi. Tra i provvedimenti adottati per contenere la diffusione del virus, quello della chiusura delle scuole fino a metà marzo sta facendo discutere e di cittadini si dividono. Scuole chiuse fino al 15 marzo per arginare la diffusione del coronavirus e questo è il provvedimento che più fa discutere nelle ultime ore. Da un lato famiglie costrette a riorganizzare la gestione dei figli e dall'altro istituti che predispongono lezioni a distanza in modo da continuare il più possibile regolarmente il programma. Ma di fronte alla decisione del governo i cittadini si dividono. Io so che è un grande peso per le famiglie sicuramente, però se questi sono i provvedimenti per essere più certi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettarlo di buon umore. Non è che siamo felici di questo, però se questa è per la nostra salute speriamo che si risolva comunque questa cosa. Ce l'auguriamo tutti. Noi siamo maestre di asilo e quindi sicuramente non è un momento, diciamo, di normalità, sicuramente. Da una parte c'è il momento di prevenzione, quindi sicuramente sarà utile per certi versi. Nessuno ci sta aiutando, quindi come privati siamo presi veramente molto male. Ma a pesare è proprio la gestione dei figli. Sono a casa, quindi non sto lavorando, e mio marito lavora e quindi diciamo ci dedichiamo al 100% a loro sicuramente e non glielo facciamo pesare. Abbiamo la possibilità di gestire perché abbiamo le nonne che ci aiutano e riusciamo a gestire anche la situazione lavorativa. Intanto istituti e docenti si adeguano alla situazione con lezioni ed esami online. Ieri ho avuto un esame praticamente per via telematica e dall'inizio era un po' imbarazzante, però si fa. Noi seguiamo i corsi online delle lezioni e per quanto riguarda gli esami abbiamo una mini sessione a fine marzo che non si sa ancora se verrà spostata o meno. Staremo a vedere per i nuovi aggiornamenti. Ci stiamo organizzando i vari studi, comprese le nostre professoresse stanno organizzando anche delle video lezioni oppure tramite Classroom, che è una specie di classe virtuale. Noi stiamo studiando da casa su una piattaforma online. Ed ora torniamo a parlare delle messe a porte chiuse. Domenica sarà possibile assistere in diretta sulle nostre emittenti alla messa della seconda domenica di Quaresima dalla Basilica del Redentore. A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza. Dopo la celebrazione del mercoledì delle Ceneri nella Basilica di San Marco e della messa dalla Madonna della Salute, Antena 3 e Rete Veneta continueranno anche domenica 8 marzo a far arrivare nelle case dei veneti le messe a cui in questo periodo di emergenza non è possibile assistere di persona. E così anche quella di domenica, che il patriarca Francesco Moraglia celebrerà dalla Basilica Veneziana del Santissimo Redentore, verrà trasmessa dalle nostre emittenti a partire dalle 11 del mattino. Celebrazione ancora una volta a porte chiuse per evitare assembramenti, come da disposizioni ministeriali a cui i vescovi veneti, pur a malincuore, hanno deciso di adeguarsi per il bene dell'intera comunità, disponendo la sospensione delle celebrazioni aperte al pubblico. Anche in occasione della seconda domenica di Quaresima, quindi, ci sarà la possibilità di seguire comunque la messa in diretta da una chiesa molto cara ai veneziani, quella, come detto, del Redentore alla Giudecca. Un modo per far sentire meno solo chi, soprattutto i più anziani, trascorre queste giornate per lo più in casa e per consentire alla comunità dei fedeli di riunirsi idealmente intorno al Patriarca e alla Chiesa Veneta. Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore.
Ed ora il caso Mogliano con le dimissioni dell'assessore alla sicurezza, autore di un post diffamatorio tramite un finto profilo Facebook nei confronti del democratico Dem Daniele Ceschin, che si era presentato, che presenterà una nuova querela. Si riveste una carica pubblica con dignità e onore, cosa che non è avvenuta in questa circostanza. Daniele Ceschin, consigliere di minoranza a Mogliano, non si fa impressionare dal fatto che l'ormai ex assessore alla sicurezza Carlo Albanese si sia autodenunciato del post diffamatorio su Facebook pubblicato attraverso un finto profilo. Il caso di cui tutti parlano non finisce qui per Ceschin, attaccato sul piano personale e professionale, non politico. L'assessore, ormai ex assessore, mi ha lasciato anche una lettera di scuse in cui si è scusato del comportamento, della leggerezza che ha compiuto. Io ritengo che non sia una leggerezza, ritengo che il fatto sia molto grave. Intendo procedere ovviamente formalizzando una querela non più contro ignoti come avevo fatto in autunno, ma proprio contro l'ex assessore. Poi c'è tutta una parte politica invece in cui chiederò conto ovviamente anche a questa amministrazione, in particolare al sindaco, sulle modalità con cui si sceglie i suoi assessori, i suoi collaboratori. Poco ha convinto anche la nota del sindaco Davide Bortolato, che più che sottolineare la gravità del gesto di Albanese ha definito la sua autodenuncia un atto di coraggio e maturità. Credo che l'imbarazzo della Giunta e del sindaco Bortolato siano evidenti in questa fase. Quando io ho parlato di coraggio, quando ho detto che è stata una scelta di coraggio, mi riferivo al fatto che lui si è autodenunciato su questa cosa, non alle dimissioni che comunque erano dovute. Bortolato ribadisce la gravità dell'accaduto e se gli si chiede come si spiega un gesto del genere risponde: Carlo è una persona molto istintiva, a volte insomma ci si fa prendere dall'agone politico, ci si fa prendere da queste cose, ma questo non giustifica il nascondere la propria faccia dietro a un pseudonimo e non giustifica il fatto di attaccare su questioni personali un consigliere di minoranza. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Torniamo a parlare ancora di coronavirus, sentiamo com'è la situazione dalla nostra Tiziana Bolognani. Sì, buonasera da Feltre. La notizia si era rincorsa per tutta la mattinata, ha trovato conferma nella nota diffusa dall'ULS Dolomiti alle 13.35, poi poco fa durante la conferenza stampa, il punto stampa con il direttore generale della ULS Dolomiti, Rasi Caldogno. Un nuovo caso positivo di coronavirus è stato accertato all'ospedale di Agordo e le attività del nosocomio da questa mattina sono state riorganizzate per quanto tiene ai ricoveri, alcune attività ambulatoriali, in particolare è stata sospesa l'attività programmata in ortopedia e con temporanea sospensione anche dell'accettazione di nuovi pazienti. Verifiche sono in corso sui contatti avuti dalla persona risultata positiva, che è un dipendente dell'ULS che è andato evidentemente nei luoghi di contagio. In questo momento si sta svolgendo l'identificazione dei contatti più stretti di questa persona, che in questo momento si trova in isolamento domiciliare. I casi complessivamente positivi in questo momento, a quest'ora, nel Bellunese sono 7 e da questa mattina ci sono 2 ricoverati all'ospedale di Belluno per sospetto coronavirus e sono già trattati come se fossero casi positivi. 65 si trovano in isolamento domiciliare, più 2 rispetto a ieri, e invece la buona notizia è che tutta la pattuglia dei sanitari della chirurgia di Feltre, 27 fra medici, infermieri e uno studente tirocinante, è risultata negativa al primo tampone, ma verranno sottoposti nuovamente alla controprova e in questo momento i tamponi con esito negativo in provincia di Belluno sono 89.
Ringraziamo Tiziana Bolognani e andiamo avanti con il nostro telegiornale. Luis Business School ha posticipato al 17 aprile l'inizio dei corsi dell'Hub Veneto delle Dolomiti di Belluno. L'avvio delle attività didattiche era stato annunciato per il prossimo 13 marzo. E 2 scosse di terremoto questa mattina hanno fatto sobbalzare la zona del Feltrino. La prima alle 6:57 con Epicentro a Sovramonte è stata rilevata di grado pari a 2,8 della scala Richter, la seconda è stata localizzata a Pedavena di grado 2. Paura fra la gente che ha subito chiamato i vigili del fuoco. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o cose. E contratti di solidarietà e incentivi all'esodo volontario, l'ipotesi di accordo sottoscritta da sindacati e dirigenza Safilo lunedì scorso, stamattina è stata approvata a larga maggioranza dall'Assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Longarone, che occupa attualmente 860 lavoratori, di cui 400 dichiarati in esubero. Oltre al contratto di solidarietà e all'incentivo all'esodo volontario, RSU e organizzazioni sindacali si sono impegnati a verificare per ogni singolo reparto gli elementi di continuità e garanzia produttiva, rilanciando l'attività anche attraverso percorsi di formazione. L'intesa raggiunta a Longarone dovrà essere ricompresa in un accordo quadro da siglare al Mise. Ed ora, come ogni giovedì, anche questa sera in prima serata a partire dalle 21:15 torna la Zanzega alla scoperta di Vicenza. Continua il viaggio della Zanzega tra le bellezze del Veneto. Stavolta Lele Marcassa e Ivo Gallo andranno alla scoperta di Vicenza, patrimonio dell'umanità. Insieme a loro andremo a visitare alcuni luoghi simbolo della città, dalla Basilica Palladiana al Teatro Olimpico alla Palladium Museum. Ma sarà anche l'occasione per scoprire un volto inedito di Vicenza, la Vicenza romana e sotterranea, attraverso gli scavi del Duomo e il criptoportico di una domus. È un criptoportico romano pertinente ad una domus privata che ha 2000 anni, era una domus di epoca augustea. E poi in barca alla scoperta della Vicenza, vista dal fiume Retrone, il tutto condito dai consueti sorrisi e dalla musica che ogni volta accompagnano Lele e Ivo. Non mancheranno poi le eccellenze agroalimentari vicentine e nel finale Lele e Ivo visiteranno anche una realtà dove dei giovanissimi ragazzi progettano il futuro legato alla robotica. Appuntamento dunque questa sera alle 21:15 su Antenna 3 con la Zanzega. Prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione 20:10, si parlerà di coronavirus assieme a Erika Baldini, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega. E questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Tempo ancora spiccatamente instabile sul nostro territorio, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di venerdì 6 marzo. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con residue e occasionali piogge. Qualche spazio maggiormente asciutto e soleggiato nel pomeriggio. Entro sera nuovo peggioramento del tempo con ancora qualche precipitazione sparsa. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 8 e 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso, ancora con qualche rovescio nel corso della giornata. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime invece fino a 11 gradi. Situazione differente sul Trentino Alto Adige, qui invece sarà bel tempo con ampio soleggiamento, vedete un po' dappertutto. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime invece fino a 12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.
Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.